Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera e bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo martedì 7 aprile. Partiamo oltreoceano, andamento negativo per Standard & Poor's, meno 0,87%, 6.554 la quota punti, 46.304 la quota punti per Dow Jones, percentuale in rosso, meno 0,78%, meno 1,46% per Nasdaq, 23.838 la quota, 2.524,5 Russell 2000, meno 0,63%. In verde la percentuale per l'indice della volatilità, il VIX 26,6. Vediamo il valutario: dollaro 99,8, euro dollaro 1,15, 1,32 invece il cambio sterlina dollaro. Per le materie prime partiamo dall'oro, siamo a 4.653 dollari all'oncia, continua a crescere 0,10%. In verde la percentuale per il petrolio, siamo al momento a 116 dollari al barile. Titoli di Stato, BTP Bund 90,520. Vediamo le criptovalute. Bitcoin 68.158 dollari, 2.080 sono invece i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono quindi concluse da un minuto esatto le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo come si chiude questo martedì 7 aprile per l'Eurozona. Si chiude con la prevalenza di un colore che è rosso, ma vediamo gli indici uno a uno. Partiamo da quello di casa nostra, da Piazza Affari, meno 0,50%, chiude con una quota punti di 45.397, 7.905 la quota di chiusura per il mercato francese, la percentuale del CAC 40 meno 0,72, meno 0,59% per il mercato spagnolo, la quota punti per IBEX 35 è di 17.452. 22.937 la quota punti per il DAX, meno 0,99 la percentuale, meno 0,80% per il mercato inglese con una quota di 10.352. Infine lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione rispetto alla giornata. Che cosa ci dice in questo martedì 7 aprile? Ci dice che la quota è 5.631 e la percentuale in rosso è del meno 1,07%. E questi gli aggiornamenti, io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.